Vuoi assaggiare una birra dove al suo interno scopri la specialità tipica friulana? Lumi Beer, il prodotto ricavato in 20 ettari di terreno coltivato orzodistico, biodiversità, performance ambientale. Lumi Beer nelle sue 5 versioni disponibili, 4 per consumo veloce e dissetante e la versione Magnum per intenditori. Lumi Beer si abbina a qualsiasi palato. Lumi Beer è un prodotto esclusivo Azienda Agricola Pancera, il buon seme, i buoni frutti. Ben ritrovati gentili amici e amiche alla visione all'ascolto per quanto riguarda i nostri speciali di friulitv.net. Saluto subito Ariana Geronzi, collegata con noi da Roma, per parlare di belle iniziative legate al mondo fashion e tutto quello che ne concerne. Allora, innanzitutto buon pomeriggio Arianna e ben ritrovata, come si dice in questi casi. Certo, grazie per il tuo gradito invito, caro Omar, che piacere rivederti. Sono onorata di essere con te oggi pomeriggio. Senti, qua c'è il sole, là anche nella Sì, capitale splende sì, il c'è un sole. sole ma è freschettino, diciamo che per le medie stagionali siamo sotto, infatti tutti hanno molto freddo, io sto dentro casa chiusa e sono uscita giusto poco poco questa mattina. Comunque, Certo. ecco, piacere di rivederti. Insomma, oggi allora parliamo di moda. Parliamo di Meglio moda, di con affrontare te con dovevamo per te. forza parlare di moda, no? Assolutamente, assolutamente, è andato molto bene. Allora, abbiamo avuto delle dirette direttamente dal White reparto sostenibile con i nostri brand che erano presenti, Lux Alpaca e insomma abbiamo un po' discusso di come è andato questo White. Diciamo che il White sostenibile è stato molto carino, ma poteva anche essere un po' più grande, quindi comunicare ancora di più tutta la spinta che c'è verso la sostenibilità. Quindi recuperando e riparlando insomma degli eventi delle scorse settimane di fine febbraio, parliamo di Milano e Parigi, ecco le Fashion Week sono sempre momenti di scoperta e delle nuove tendenze e molti sono appassionati e guardano le sfilate in Certo. calendario, ecco. Senti Anche Arianna, se volevo chiederti, Arianna, sì. permettimi, volevo chiederti come sta funzionando proprio il discorso dei vari appuntamenti, no? Per quanto riguarda la moda, sia in presenza che in streaming, in questa situazione un po' anomala, no? Tra pandemia e sì, guerra. sì, infatti c'è una difficoltà di fondo perché al White pure non si poteva entrare se non si aveva il Green Pass, quindi delle limitazioni, c'erano pochissimi buyer, se non proprio pochi, quasi nulla. Quindi è uno spettacolo, c'erano comunque delle dirette in streaming, quindi delle sfilate in streaming e molte in presenza e ancora insomma non ci siamo ristabiliti. Questo Covid ci sta bloccando ancora e con molto dispiacere di tutto il comparto perché comunque c'è una difficoltà, quindi i brand più piccolini fanno difficoltà, insomma, mentre le grandi corporation vanno avanti e si stanno dirottando verso il sostenibile a pieno regime, a suon battuto, ognuno puntando su un aspetto piuttosto che un altro, quindi poi vediamo, perché ho tante cose da dire che ho preso anche qualche Cioè, appunto, perché giustamente ne sono successe veramente tante in febbraio. Sicuramente cioè, Milano si sta ripopolando per la settimana della moda e ci confrontavamo anche con chi poi vive la città in quel periodo, mentre all'inizio, questa è testimonianza di una persona che comunque andava a Milano per lavoro, mentre prima quando c'era la settimana della moda e magari oppure quella della fiera dell'arredamento, insomma l'evento per l'arredamento, non si trovava posto a Milano, invece questa volta si trovava a posto. Quindi c'è ancora da rimettersi a pieno regime, anche se la voglia è tanta. Ci sono quindi gli eventi canonici dentro l'evento e poi tutti gli eventi correlati. chiaro. E, Senti, per quanto riguarda invece gli acquirenti, nel senso che abbiamo visto adesso il gioco forza, i russi, chi è collegato con la Russia non potrà spendere, no? Perché sia per via contante che per carte di credito e via dicendo, insomma, non potrà fare acquisti perché è tutto bloccato.
Secondo te, visto che sei una esperta del settore, quanto inciderà questo poi nell'immediato futuro? Incide parecchio perché per dire noi avevamo un multistore con cui collaboriamo e stiamo collaborando, loro hanno giustamente delle difficoltà e diversi brand hanno abbandonato la Russia o comunque non è diventato un mercato prioritario come invece lo era e lì si vendeva tanto bene, molto, molto made in Italy anche perché insomma i russi lo apprezzano, però purtroppo adesso insomma ci sono anche delle notizie, sembra pure che insomma, l'Italia venga considerato non più un paese amico, no? Visto che ci Beh, stato siamo già qualche nella lista nera in scoramento. un certo senso. Ecco, in un certo senso ci hanno messo più o meno nella lista nera. E d'altra parte lo scontro con la Nato, anche se noi siamo qui così, siamo un po' visti male, no? Giusto? Anche se non c'è Cioè, stato poi uno scontro diretto. Speriamo che insomma la mediazione abbia un frutto, quindi questo lavoro grande di mediazione che stanno facendo tanti paesi ponga fine a questo scontro perché insomma uno scontro poco sostenibile anche insomma per la paura a certo. livello di inquinamento, insomma, prima di tutto le vittime che insomma è una situazione abbastanza penosa da vedere e poi anche per tutto il anche dei rincari, perché comunque insomma mentre noi cioè sono state poste in atto delle sanzioni, ma le sanzioni più che altro noi, cioè io sono uscendo stamattina, ho guardato il distributore, la benzina 2,2, cioè 1.000, no, cioè dei prezzi assurdi, quindi veramente Beh, adesso guarda, se vuoi, giusto per gli amici di Roma e non solo che ci stanno ascoltando, vi faccio l'esempio, noi abbiamo lo sconto qui, essendo a ah, cavallo del confine, di 21 centesimi. Il rapporto ok, è già, che subito dopo di là abbiamo tre distributori di benzina sloveni, beh, la differenza è di 30 centesimi al litro, nel senso caspita, che è noi con lo sconto tantissimo la paghiamo in questo momento a 1,80 circa al ancora, litro, sì. in Slovenia siamo a poco meno di 1,50 per quanto riguarda la benzina. Dunque Quindi già lì bisogna trasferirsi in Slovenia, che dici, è Omar? buono, poi bisogna vedere, buono, al di là del fatto che sarebbe un discorso lungo, per un discorso tassazione e via dicendo. Chiaramente il mercato russo, abbiamo sentito da te, che è chiaramente chiuso, ma lo sappiamo per via delle Beh, c'è sanzioni. sicuramente un rallentamento per la moda, ecco, Mm, che prima era un mercato prioritario insieme a Far East, e vabbè, rimane Dubai, rimangono altre mete, rimane la Cina, dove noi comunque spingeremo, perché comunque la Cina è un grande acquirente, però insomma perdere la Russia, perdere il Giappone, perché anche il Giappone è ancora affaticato e pervaso da questo Covid. Non c'è un lockdown, non mi pare adesso ultimamente, però comunque i negozi sono chiusi o stanno in sofferenza. Un nostro certo. negozio Sì, per farti una amico, domanda molto più chiara e trasparente, sì, il mercato anglo-americano invece, per quanto riguarda il brand della invece moda italiana? l'anglo-americano che noi stiamo comunque studiando e mi sto spingendo e facendo anche i miei insomma anche le ambizioni, no? Perché uno ha anche i propri progetti. Noi come agenzia stiamo spingendo in America e stiamo vedendo di creare delle partnership. L'America non ha subito diciamo stress o problemi e quindi i brand vogliono andare in Italia, cioè i brand italiani vogliono andare in America e l'America ha bisogno dei brand italiani perché mi confrontavo con un amico romano che è su e dice che insomma comprare le camicie in America è un'impresa impossibile perché sono brutte, fatte male, hanno le maniche lunghe, quindi non hanno, cioè non c'è il nostro know-how e quindi bisogna sicuramente mettere in contatto più stretto. Poi ovviamente ci sono anche delle leggi, Omar, e qui insomma non è che adesso facciamo una lezione di diritto commerciale, però ci sono delle situazioni un attimo da approfondire, però Da sicuramente rivedere. il mercato americano tira forte perché comunque a livello anche insomma di borse non hanno subito cali netti come invece purtroppo qui da noi. Sì, il problema sono i dazi, tanto per essere chiari, no? Questo è il Ecco, problema infatti principale. ci sono comunque insomma delle questioni da risolvere, Mm, ecco, e impegnarsi e programmare un export adeguato. chiaro. Quindi vogliamo ritornare un po' alle tendenze e marketing, che dici Omar?
Sì, ti faccio così, ti chiedo un po' quali saranno proprio nell'immediato il discorso delle iniziative che anche come agenzia tu terrai qui in Italia e anche fuori confine, insomma. Allora, noi stiamo organizzando un evento a breve, a breve, cioè per la settimana della moda, però di settembre, e vogliamo fare questa sfilata in collaborazione con una piattaforma italo-spagnola che organizza un pop-up store per i designer emergenti e quindi sarà dedicata allo stile street, ok? Perché sono ragazzi molto giovani che portano le loro prime collezioni. Per quanto riguarda strategie, noi spingiamo anche per il canale tramite una collaborazione con Wow e Marianna Penna, una professionista che è attivamente tra Roma, Milano, Napoli e Londra, e stiamo organizzando un temporary shop, ecco, perché Londra comunque è nonostante ecco, le questioni legate alla Brexit, che sicuramente hanno un attimino rallentato le procedure, però comunque il Made in Italy piace e il Made in Italy ancora tira bene anche a Londra e per alcuni marchi sarà interessante anche entrare in quel mercato lì. Possiamo Per dire che eventi, l'underground tira ancora da quelle parti. sì, 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 poi loro sono molto fantasiosi, amano le tendenze, mentre magari in Italia si fa un po' più fatica, no? Siamo ancora un po' Certo. in alcuni ambiti ovviamente, un po' più classici. E, a Milano comunque le nuove tendenze ci sono state degli stilisti importanti come Jacques Mus, che è una nota maison francese. Lui è un ragazzo molto giovane, quindi anni 90, nato negli anni 90 e ha creato un pop-up store aperto 24 ore su 24 come un distributore automatico. Quindi ci sono anche veramente delle tendenze molto carine e interessanti a livello di marketing, un po' come succede in Francia. Quindi i punti di vendita parigini sono attivi 24 ore su 24. Quindi ci sono nuovi concept di acquisto e lì poi presentano tutti i prodotti iconici del brand, la borsa, il cappello a secchiello e cose molto particolari, colori molto bianchi. Infatti ti avevo mandato anche una t-shirt bianca, no, per far vedere anche insomma lui com'è, come presenta i suoi prodotti. Lui è un ragazzo molto giovane e ha creato in questo pop-up store nel Palazzo Clerici in Total White. Quindi c'è uno shopping experience itinerante. L'Italia è sempre Certo. ben vista, quindi Milano rimane la capitale della moda e diciamo che mi sono anche confrontata con un italiano trasferito lì che crea la sua moda, diciamo, dandy, quindi particolare. Lui crea stampe, disegna e poi realizzano delle camicie su tiratura limitatissima, solamente 50 pezzi e creano una loro moda, quindi non fanno le quattro collezioni, loro creano a seconda insomma del loro estro e dice che comunque per Parigi ha risentito e c'è ancora attivo il mercato, nel senso che comunque le boutique a Parigi tirano molto, nonostante insomma la trasposizione sull'online, le piattaforme online, ma c'è una diversa experience di fruizione, quindi compri magari online perché hai voglia e dai sfogo alla tua voglia irrefrenabile di shopping, però Certo. poi l'esperienza in boutique rimane un'esperienza più che va gestita e poi anche ad un alto livello, quindi vengono presi appuntamenti e si presenta il prodotto in una certa maniera. Ecco. Chiaro. Senti Arianna, io ti ringrazio per, come Prego, sempre, per la tua disponibilità. Chiaramente quando grazie ci a te. saranno gli eventi, tu sai che basta solo mandarci, come sempre, il link Certo, e daremo la noi possibilità ai nostri possiamo. telespettatori di seguire, insomma, le iniziative direttamente via web, in modo tale, l'hai raccontato tu, insomma, ci sono dei posti dove si può addirittura fare il cosiddetto self-service sull'acquisto Sì, degli abbigliamenti. In Italia, secondo te, anche quando vedremo il self-service? Benetton, chiudiamo con questa cosa qui. Benetton ha inaugurato questo temporary shop, una rivisitazione del negozio, proprio per andare a presentare tutte le experience i cui clienti potranno fruire nel metaverso, no? Quindi ci sarà una Certo. trasposizione, quindi un incontro tra il presente, il passato e la modalità di fruire
di questa esperienza immersiva dell'acquisto. Ecco, ci sono tante tendenze. Insomma, anche Benetton si sta riprendendo, i grandi marchi tirano verso la sostenibilità, magari della sostenibilità, Omar, ne parleremo un'altra volta. Tu che dici? Questo è chiaro e trasparente. Grazie dunque Okay. Arianna Geronzi, buon lavoro e Grazie. un saluto anche ai nostri amici vicini e lontani, come sempre, per la visione all'ascolto. Per quanto riguarda Friuli TV torneremo più tardi con le notizie live, gli aggiornamenti come sempre sul nostro sito friulitv.net o sulle nostre pagine social. Per quanto riguarda invece Style, appuntamento alla prossima. Mandi a tutti. Grazie. Buon lavoro di Buon nuovo. lavoro. Grazie. Vuoi assaggiare una birra dove al suo interno scopri la specialità tipica friulana? Lumi Beer, il prodotto ricavato in 20 ettari di terreno coltivato orzodistico, biodiversità, performance ambientale. Lumi Beer nelle sue 5 versioni disponibili, 4 per consumo veloce e dissetante e la versione Magnum per intenditori. Lumi Beer si abbina a qualsiasi palato. Lumi Beer è un prodotto esclusivo Azienda Agricola Pancera, il buon seme, i buoni frutti.